Buonasera e ben ritrovati amici di Sportisi. Di oggi la terza giornata del campionato di Serie D, girone B di Palermo. Ci presenta lo scontro tra Atomo Networks e Palermo Futsal Club. Lombardo la porta lontano, reazione offensiva. Lombardo si guarda intorno, esce, poi allarga sul sinistro, cerca la punta e qui per poco non trova anche il gol. Parecchia dalle parti di Vivarelli, c'è largo su John, viene servito infatti adesso. La pressione molto alta da parte dell'Atomo Networks, poi la Fiora cerca la porta, occasione che termina alta. Morana lo conosce bene, infatti i due hanno vinto con tanto Oliva e qui con l'esterno, probabilmente forse con la punta, non si è visto molto bene, 1-2 perfetto, giocatore con la maglia numero 10. Nel frattempo calcio di punizione, quindi la Fiora sta guardando i compagni dello schema, va Chinnici che cerca la porta, aveva incrociato anche bene, ma gara piuttosto vivace con entrambe le formazioni che stanno attaccando sia da una parte che dall'altra. Non c'è un dominio assoluto, ma entrambi intanto qui subito la prima occasione anche da segnalare, anzi la seconda in casa Atomo Networks. Adesso Chinnici, ancora Vitiello, le finte su John, intanto non arriva che calcia e poi Morana e la Fiora! Da terra la Fiora! La rabbia del capitano e firma così il gol dello 0-1. Chinnici per il Vitiello che cerca la porta e Morana, una parata forse non bellissima dal punto di vista estetico, ma sicuramente provvidenziale. E Molo si gira, Oliva cerca la porta e trova il palo lontano, batte Giuliano e fa 1-1 al minuto 23 di gioco. Però a servire il compagno si complica un po' la vita, qui sbaglia tutto, poi riesce a mettere una pezza, Vitiello salta l'uomo, Vitiello può cercare sul secondo palo, poi Morana respinge, c'era Citarda pronta a intervenire con la scivolata, ha lo spazio, può allargare benissimo per Leto Acrezza con il tacco, Leto guarda la porta e poi la traversa, e l'avevamo appena detto Leto che poi si dispera, guarda Chinnici, Lopez, Citarda lotta e poi dalla per Lopez che cerca la porta e Morana si distende perfettamente, fischio per il direttore di gara. Mister Puntrolo cerca invece di aggiustare le marcature, allarga per Chinnici e poi sulla linea salva Lombardo. Chinnici allarga il gioco, Lopez che si è del tutto ripreso dopo l'ultimo scontro, le finte di Chinnici che rischia tanto qui sulla pressione su John, cerca il secondo palo, deviazione, poi rimane lì Citarda, ancora su John con la punta e poi la palla entra su John ed arriva il gol dell'1-2 con rabbia. Centro! In buca per su John, c'è Citarda in mezzo, lo serve adesso Citarda, Citarda e Morana supera ancora una volta, chiude le gambe, qui se l'è veramente divorato il numero 7 questa occasione, Vincenzo Citarda vicinissimo al gol, poi la punta, salta Chinnici e Giuliano, miracolo, poi due volte Lombardo, ma qui Giuliano ha veramente fatto una partita impressionante. Citarda prova il dribbling, invece si accentra e cerca il compagno, lo trova, poi scontro con la Fiora, con Fiora che cerca il sinistro, la Fiora, e erano rimasti tutti dietro per protestare per un intervento su John, ma la Fiora è andato davanti alla porta e poi col sinistro ha allargato perfettamente. Si torna ancora dietro su John, allo spazio, allarga Chinnici con la punta, Morana respinge. Ancora una volta ennesimo tiro da parte di Chinnici, poi la Fiora ferma tutto in fase difensiva su John e con il tacco, prestazione nel primo tempo, entra invece per la prima volta nel secondo. Oliva cerca Giuliano alla porta, poi palla che rimane lì e poi da posizione praticamente impossibile, Lombardo trova il gol del 2-3, riapre la partita, prova a guadagnare il possesso, lo trova, poi sbaglia il tocco, il dribbling su Vivarelli, riesce anche a passare Oliva contro Giuliano che poi la para e la palla viene anche quasi forse allontanata da Lopez con il dorso, poi Oliva e Giuliano ancora una volta fa un miracolo assoluto andando giù con una leggiadria incredibile. Palla alta, Chinnici mette tutti d'accordo, si autolancia Chinnici, grande la sua azione, va sul sinistro, Chinnici sul sinistro e poi Morana la prende veramente Chinnici e Morana, poi Vivarelli ruba il pallone, va sul sinistro, Vivarelli ancora e non trova il palo lontano, pallone che può essere allontanato dal 10 che invece cerca l'assist dalle parti di La Fiora, ma con questa azione finisce anche la partita e vince il Palermo Futsal Club
soffrendo, con gli artigli, con tanta voglia.